Una lettera vaga e con poca sostanza nei contenuti. È polemica tra Cinzia Zincone, provveditore alle opere pubbliche del Veneto, e gli amministratori straordinari del Consorzio Venezia Nuova che si occupano del completamento del Mose, Francesco Ossola e Raffaele Fiengo. Il documento di 29 pagine che i due manager hanno inviato alla Commissione Ambiente della Camera dopo una interrogazione di Nicola Pellicani del PD sulle consulenze contiene, secondo la Zincone, alto funzionario del Ministero delle Infrastrutture, pochezza della sostanza e vaghezza delle informazioni che non significano niente se non denigrazioni senza costrutto né fondamento, riportate molte informazioni inutili allo scopo, spesso ripetute, a volte contraddittorie. Per Cinzia Zincone le consulenze sarebbero state eccessive e pertanto ingiustificate, non sempre motivate da esigenze reali. Duro il giudizio finale. Se gli amministratori straordinari si fossero concentrati sulle funzioni attribuitegli dal decreto di nomina, non ci saremmo trovati oggi con la città ancora indifesa, con la devastazione della grande acqua alta del 12 novembre scorso e, conclude, con una produzione in libera caduta.